Il taggio è fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. Francesco Iannucci, head coach della franchigia femminile. Allora, innanzitutto, com'è nata quest'idea? L'idea è un progetto di World Rugby che attraverso la Federazione Italiana Rugby ha individuato in Benetton e Zebre i contesti di high performance di sviluppo di questo progetto. Attraverso poi il coinvolgimento dei club del territorio siamo riusciti a strutturare un programma di allenamenti che ci portassero alle 2 partite programmate con le 2 selezioni spagnole. La prima che abbiamo giocato a Sitges Barcellona, la seconda che giocheremo domenica con le ragazze di Valencia. Ecco, con che criterio è stato allestito la squadra? L'idea è da una parte l'individuazione e lo sviluppo del potenziale di giocatrici interessanti verso appunto, il contesto internazionale, affiancate da giocatrici che in realtà già hanno vissuto e vivono l'ambiente internazionale, che potessero essere da traino per stimolare sia la qualità del gioco, ma anche la leadership delle ragazzine più piccole che trovano nelle più grandi un esempio e una motivazione in più per migliorarsi. Il tutto all'insegna anche del divertimento, non solo, ma anche. Il divertimento è sempre quello che guida, ma le ragazze fanno tutto da sé perché l'amore per il gioco, il divertimento che loro hanno a competere anche e a giocare è ciò che le motiva quotidianamente sui campi, negli allenamenti, sono state veramente di altissima professionalità. Che cosa significa essere head coach di una compagine femminile? Significa essere head coach di una compagine maschile, cioè quello che voglio dire è che le persone sono diverse, e quindi le donne e gli uomini sono diverse, gli adolescenti e gli adulti sono diversi, ognuno di noi porta con sé una complessità che spetta a noi riuscire a sintetizzare, ma soprattutto a lasciare libera espressione, lasciare che venga fuori. Questo nelle ragazze, in alcune ragazze è più o meno accentuato perché anche qui forse le generalizzazioni non si possono fare, non sono del tutto centrate, però io trovo una enorme esperienza per arricchire anche il mio bagaglio personale di allenatore, questo progetto qui, perché davvero il contatto quotidiano e il supporto verso le atlete è ciò che arricchisce e dà senso al mio lavoro per quello che è il mio punto di vista. Siamo con la capitana Beatrice Capomaggi. Allora, che cosa significa essere capitana appunto di una squadra, di un progetto così pionieristico, almeno qui in Italia? Allora, sicuramente è un onore e un privilegio, è una cosa nuova ovviamente sia per la nomina di capitano che per il progetto. E le ragazze sono state sicuramente di supporto in questo processo e è tanto bello quanto comunque difficile riuscire a conciliare tutte le esperienze, ci sono dei gap a volte anche tanto grandi tra le giocatrici e quindi è anche difficile o comunque anche impegnativo, ma è anche bello riuscire a essere un ponte tra tanta esperienza e le giovani che stanno adesso venendo in una parte internazionale della loro carriera. Tu personalmente che cosa porterai di te a livello sia tecnico e anche di personale in questa squadra? Allora, a me piace tanto portare l'entusiasmo e mi reputo una persona tanto empatica, quindi mi piace avere un filo con tutte le ragazze e entrare a proprio agio nella squadra per poter migliorare insieme e mettere una competizione sana per tutte quante e anche un supporto a livello di crescita. Abbiamo ragazze tanto esperte vicino e ragazze tanto giovani che
provo a far da ponte per limitare questo gap e quindi metterli a loro agio per esprimere il meglio e prendere dalle persone più esperte che hanno vicino, la fortuna che è. Quindi un giusto mix, insomma, tra giovinezza ed esperienza. Sì, penso che appunto sia stato proprio questo l'obiettivo, quello di affiancarci ragazze tanto, comunque c'è da imparare tanto dalle giovani e tanto da quelle grandi, soprattutto da quelle grandi, cosa che spesso richiedo alle ragazze, di provare a rubare il più possibile da loro, dalle loro esperienze, dalla loro ottica, dalla loro visione e professionalità che ogni volta mettono. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.